Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda lo spazio informativo dal Friuli Venezia Giulia con le ultime notizie e i fatti accaduti durante la notte alle prime luci dell'alba. Un operaio di 47 anni residente ad Attimis è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro che si è verificato nella serata di ieri alla Farem Fonderia Acciaio di Remanzacco. Per causa al vaglio dei carabinieri, dei tecnici della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria, l'uomo, mentre stava tagliando un grosso sacco contenente 10 quintali di fluorite, è stato travolto dal carico stesso. Ha riportato escoriazioni al volto e lesioni al torace. È stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Udine. Non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita. Un uomo di circa 50 anni di età è stato soccorso dal personale sanitario questa mattina a Trieste a seguito di un malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo nella zona del piazzale dei Legnami. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonale per poi trasportare l'uomo all'ospedale di Catinara in codice rosso. E una persona è stata soccorsa poco prima delle 7 di oggi dal personale sanitario sempre a Trieste per un incidente accaduto in via dell'Istria. Per causa in corso di accertamento si sono scontrati una moto e un'auto in transito. La persona che conduceva la due ruote è rimasta ferita. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, trasportata a Catinara per le ferite per fortuna non gravi. E ora parliamo di finanze con un servizio dalla Regione, un'intervista all'assessore di competenza Zilli, 135 milioni in più per il sistema agevolativo regionale. Il servizio. Assessore Zilli oggi a Pordenone per un convegno con Friulia, FVG Plus e Università per ribadire l'impegno della Regione rispetto ai mutui agevolati al sistema imprenditoriale del territorio. Sì, è un'occasione importante per noi, ormai una consuetudine virtuosa di questo territorio grazie all'impegno dell'Università degli Studi di Udine per fare degli approfondimenti che diventano imprescindibili dal punto di vista finanziario in questo momento, in un momento nel quale l'inflazione continua a crescere, i tassi di interesse sono altissimi, l'ausilio che dal punto di vista delle competenze ed anche finanziario possiamo offrire al mondo economico regionale è una risposta che non può mancare e per questo il convegno di oggi e anche la giornata di domani sono assolutamente cruciali per offrire degli spunti di confronto e di collaborazione per fare in modo che il sistema regionale continui ad essere trainato da imprese in salute che possono godere anche di agevolazioni in termini di fondi di rotazione come quelli di FRIE, Fondo Sviluppo e i fondi in agricoltura che li tengano ancora di più in considerazione in termini di competitività. Questo può offrirci l'autonomia regionale, la solidità dei nostri bilanci e per questo noi abbiamo garantito importanti risorse nell'assestamento estivo ma anche con un'iniezione che irrobustisce ulteriormente i fondi in questo assestamento autunnale che sarà oggetto di valutazione e approvazione in Consiglio il 23 di ottobre. Un ulteriore impegno finanziario nel prossimo assestamento di bilancio di oltre 135 milioni di euro. L'importo è assolutamente corretto, l'impegno è frutto di una valutazione attenta delle risorse ma soprattutto di una valutazione strategica di dove allocarle. In questo momento l'economia regionale ha necessità di questi strumenti agevoli dal punto di vista dell'ottenimento dei finanziamenti e quindi sono preferiti rispetto ai canali classici degli istituti creditizi bancari, per cui l'amministrazione regionale continua a fare la propria parte con i fondi di rotazione appunto per sostenere le nostre aziende, il nostro territorio produttivo e fare in modo che continui anche la crescita di questa regione. Grazie per la visione e l'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.